Venezia.it. Primo step dell'intervento anti-baby gang da parte del questore di Venezia Mascio Pinto, 10 provvedimenti, c'è anche un sorvegliato speciale. Ha cercato di dirottare un pullman diretto a Venezia. Dopo l'allarme dei passeggeri, un 18enne originario della Guinea è stato arrestato dalla polizia. Incidente nel pomeriggio a Chioggia sul ponte translagunare, Romea bloccata, 2 le persone ferite estratte dai vigili del fuoco. Stretta della polizia a Jesolo durante le festività, arrestato un tunisino, espulso un altro straniero dal territorio nazionale. 12° giorno di sciopero della fame per Diego Deste e Ugo Bacci davanti alla prefettura, sono 4 anni che chiediamo un incontro. Celebrazioni del 25 aprile, anche quest'anno il sindaco di Marcon si è tolto la fascia ma evidenzia l'ex primo cittadino Follini è rimasto fino alla fine, un buon segnale. È nata durante la transumanza del gregge di pastori trentini a Spinea, tra 4 proposte alla fine il nome scelto per lei, un asinella, proprio quello della località dove è venuta alla luce. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Venezia, il telegiornale di Antenna 3 di nuovo in diretta. Dunque partiamo dal primo step dell'intervento anti-baby gang da parte del questore di Venezia Mascio Pinto. Tra questi c'è anche un sorvegliato speciale. Sono soprattutto mestrini, destinatari delle misure di prevenzione messe in campo dal questore per fronteggiare il fenomeno baby gang. 10, cui si aggiungono un veneziano e un trevigiano, a cui è stato notificato un foglio di via che gli impedirà di tornare in laguna pena l'arresto. Tutti maggiorenni, al di sotto dei 20 anni. Per uno c'è la sorveglianza speciale che durerà 2 anni. Sono dei provvedimenti, tra virgolette, di prevenzione estremamente pesanti. Nel senso che in particolare la sorveglianza speciale non è bere un bicchiere d'acqua e non è neanche uno schiaffetto, perché è fortemente limitativa della libertà personale, nel senso che il sorvegliato speciale deve stare a casa dalle 10 della sera alle 7 del mattino successivo e se non rispetta questo obbligo viene arrestato e portato in carcere immediatamente. E l'altro tema è che non può frequentare soggetti pregiudicati. È stato il provvedimento di polizia adottato nei confronti di Felice Maniero 30 anni fa. Quindi non uno sbarbatello, un capo criminale. Per gli altri il provvedimento è diverso, ma non meno incisivo. 11 avvisi orali, che è il livello immediatamente precedente alla sorveglianza speciale. Diciamo, se la sorveglianza speciale è il cartellino rosso in termini calcistici, l'avviso orale è il cartellino giallo, ma con effetti, nel senso che questi si troveranno per tutta la vita segnati di aver avuto un provvedimento di polizia pesante. Mentre le attività della magistratura proseguono. Eppure molti commenti dei cittadini sui social non sembrano aver apprezzato i provvedimenti che sono stati definiti troppo morbidi da qualcuno. Stiamo parlando di atti vandalici, stiamo parlando di piccole rapine, stiamo parlando cioè di quei fenomeni che creano un grande allarme sociale, perché chiaramente il fatto che questi picchino immotivatamente ha creato un allarme sociale su cui tutti noi siamo preoccupati e abbiamo operato insomma, in questi mesi con misure di prevenzione, con attività investigativa, con tutto quello che era nella nostra disponibilità di fare. La legittima difesa invece è legge, il capo dello Stato l'ha promulgata facendo però alcuni rilievi. Una buona notizia per il presidente Zaia che annuncia si apre così un nuovo corso.
Legittima difesa. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la nuova legge fortemente sollecitata dalla classe politica e dall'opinione pubblica del Veneto. Provvedimento a lungo dibattuto, da un lato criticato, dall'altro invocato da vittime di rapine rimaste poi invischiate in processi a loro carico, come l'ormai ex tabaccaio di Civedi Correzzola nel Padovano, Franco Birolo, che 7 anni fa esatti, il 26 aprile del 2012, sparò e uccise un ladro nel suo negozio, vedendosi poi chiedere un maxi risarcimento dalla famiglia del malvivente. La promulgazione di questa legge è una vittoria per tante vittime come me, commenta Birolo. Si apre un nuovo corso, secondo il presidente della regione Luca Zaia, che parla di buona notizia. Assolutamente sì, finisce quell'iter e rende esecutiva operativa questa legge, che è un impegno concreto preso con i cittadini, quindi ha fatto bene Matteo Salvini a crederci fino in fondo e a portarla a termine. Quindi oggi i cittadini sanno che sul banco degli imputati non ci va più l'aggredito, ma ci avrà l'aggressore. Il Capo dello Stato ha tuttavia inviato alle Camere una lettera contenente dei rilievi. La nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle forze di polizia, scrive Mattarella, che si sofferma anche sul tema del concetto di grave turbamento, che non può essere invocato soggettivamente ma va riconosciuto oggettivamente. La legge è promulgata e quindi è legge dello Stato. I rilievi infatti sono rilievi ovviamente rispetto, sono a corredo, sono rilievi per dire che comunque la legge lo conferma la legge stessa, non è una legge che vuole istituire un popolo di pistoleri o mandare i cittadini a letto con una pistola sul comodino, ma la verità è che se una persona viene aggredita può finalmente difendersi senza temere di finire sul banco degli imputati. La cronaca, andiamo a vedere dal web, da Venezia Today, l'incidente che si è verificato nel pomeriggio a Chioggia sul ponte translagunare con dei feriti e la Romea bloccata. È successo attorno alle 16:30 di oggi pomeriggio. Ai vigili del fuoco il compito di estrarre 2 persone incastrate. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. L'incidente ha coinvolto 2 automobili e un camion. Il bilico dopo lo scontro si è rovesciato sulla carreggiata finendo fuori dalla sede stradale in prossimità della laguna. I 2 feriti sono rimasti all'interno degli abitacoli dei rispettivi veicoli, il conducente del camion e una ragazza che, come detto, sono stati soccorsi. Naturalmente la chiusura del ponte ha creato serie ripercussioni sul traffico in un tratto di Romea particolarmente trafficato e solitamente congestionato nel tardo pomeriggio. Altra notizia che riguarda in qualche modo la viabilità, ma di tutt'altro genere: ha cercato di dirottare un pullman Flixbus diretto a Venezia, ma è stato bloccato e arrestato. Ci sono stati momenti di paura sul mezzo partito da Lampugnano in provincia di Milano, quando un 18enne della Guinea con permesso di soggiorno, arrivato in Italia da minorenne, ha minacciato l'autista del pullman per fargli cambiare percorso subito dopo aver imboccato l'A4. Il giovane, salito senza biglietto, voleva che il mezzo proseguisse a Torino e non a Venezia. In quel momento i passeggeri hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine con decine di telefonate. L'autista, fingendo di assecondare le sue richieste, si è fermato nell'area di sosta di Cisinello Balsamo Lambro Nord, dove il pullman è stato raggiunto da una pattuglia della Polstrada di Seregno. Alla vista degli agenti il dirottatore è andato su tutte le furie, colpendo i poliziotti con violenza, tanto che uno di loro è finito in ospedale addirittura con 10 giorni di prognosi. Pochi attimi dopo, grazie all'intervento di una seconda pattuglia e di una volante, il 18enne è stato fermato. Ora andiamo a Jesolo. C'è stata una stretta della polizia tra Pasqua e Pasquetta. Nel prossimo servizio sentiamo il bilancio di questi controlli. Un arresto e un'espulsione. È il bilancio dei controlli della polizia di Jesolo durante le festività pasquali e nel giorno della festa della Liberazione. In particolare, gli agenti del commissariato, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, hanno effettuato controlli su oltre 600 veicoli, identificando 50 persone. Mercoledì mattina i poliziotti hanno rintracciato in uno stabile in disuso poco distante da Piazza Mazzini un cittadino tunisino senza documenti e irregolare sul territorio nazionale. Per lui è scattata l'espulsione con provvedimento prefettizio. Nella stessa giornata è stato fermato nel parcheggio di un supermercato anche un altro uomo senza documenti e identificato. Gli agenti hanno scoperto che si trattava di un tunisino 33enne destinatario di un provvedimento di carcerazione emanato dall'autorità giudiziaria di Venezia. È stato dunque arrestato, portato nel carcere di Santa Maria Maggiore.
Veniamo a tutt'altro caso, allo sciopero della fame per Diego D'Este e Ugo Bacci davanti alla prefettura, arrivato addirittura al 12° giorno. Giorno 12. Continua lo sciopero della fame nella barca ormeggiata davanti alla prefettura per Diego D'Este e Ugo Bacci contro lo stato di abbandono dei loro motoscafi, sequestrati per il servizio di noleggio con conducente nelle acque comunali, con licenza uno del comune di Mira, l'altro in quello di Jesolo. Sono qui da 12 giorni in sciopero della fame, che dormo qui, che siamo al freddo. C'è stata la pioggia, c'è stato un po' di tutto, per avere un incontro con il Comune di Venezia, con il Sindaco metropolitano, con il Prefetto di Venezia, con la Regione, un tavolo. Sono stato 3 mesi in prefettura a chiedere un incontro, ho inviato centinaia di mail e centinaia di telefonate, non ho mai avuto una risposta. D'Este ha subito il sequestro di 4 motoscafi in 5 anni. La recente legge del Ministero dell'Interno che regola l'autotrasporto consente il prelievo e lo sbarco degli utenti anche al di fuori dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. I 2 motoscafisti per questa legge sono in regola, ma per il comune di Venezia no, dice D'Este. Una società che aveva 25 dipendenti che di colpo a fine 2014 è stata pensata di farla chiudere, hanno pensato di farla chiudere. Non capiscono ancora il motivo, operava da decenni. Questa è la cosa incredibile. Il Comune di Venezia è riuscito a far passare la tesi che se non hai l'autorizzazione del Comune di Venezia non si può operare. Non si può operare in laguna, non si può operare in Venezia. Addirittura sono riusciti a far passare la tesi che anche se il servizio è stato prenotato da giorni con tanto di prenotazione, con tanto di mail, con tanto di fattura, se tu un cliente lo imbarchi all'interno della ZTL del Comune di Venezia, per loro è nuova acquisizione di servizio e come tale ha comportato la confisca del bene. Come dipendente nel 4 dicembre 2014, dopo il sequestro, io sono stato e sono tuttora disoccupato senza nessun introito e purtroppo devo essere mantenuto dal mio figlio. E questo a scapito del fatto che non ho potuto pagare i contributi per questi anni, non ho avuto nessuno che mi sia venuto incontro e purtroppo ho ancora il problema di trovare lavoro. A dare sostegno ai 2 motoscafisti la consigliera comunale Tosi e il CMP a difesa del cittadino. Veniamo ora alle celebrazioni per il 25 aprile, anche quest'anno il sindaco di Marcon si è tolto la fascia, ma evidenzia l'ex primo cittadino Follini è rimasto fino alla fine e questo è un buon segnale. Se l'anno scorso, quando il sindaco Romanello ha tolto la fascia abbandonando la cerimonia del 25 aprile, le polemiche sono state infuocate, quest'anno sembra essere andata un po' meglio. Ho rimosso la fascia tricolore, ho voluto comunque essere presente fino alla fine per riconoscere e onorare i presenti e le associazioni combattentistiche e AMPI che avevano partecipato e collaborato fattivamente con l'amministrazione comunale per questo 25 aprile. Gesto che è stato apprezzato dall'ex sindaco Andrea Follini in prima fila con un gruppo marconese AMPI. Si è fermato, è rimasto lì fino alla fine e questo io voglio leggerla come una nota positiva rispetto all'anno scorso. Si era allontanato assieme al vicegovernatore e al sindaco di Quarto d'Altino mentre i bambini cantavano, quindi io voglio leggerla positivamente rispetto all'anno scorso, chissà che l'anno prossimo sia un passo ulteriore e si riesca anche a reistituire quella celebrazione mandamentale dove tutti e 3 i comuni, Marcon, Quarto d'Altino e Meolo, festeggiavano al tempo immemore assieme il 25 aprile, giornata della liberazione. Io davvero spero che si recuperi il senso del 25 aprile come festa della liberazione dal nazifascismo, perché questa è quella festa, è una festa di popolo e a Marcon, a Quarto d'Altino e a Meolo lo si è dimostrato anche ieri riunendosi comunque per volontà dei cittadini a Meolo, dove si è svolta comunque quella che noi riteniamo comunque la celebrazione mandamentale, anche in assenza delle istituzioni. Al termine della celebrazione però il Bella Ciao sarebbe stato cantato a insaputa del sindaco Romanello che ribadisce con forza un concetto. Purtroppo Bella Ciao rimane una canzone divisiva, una canzone che troppe volte viene strumentalizzata da una parte politica e purtroppo va in contrasto con quello che è il concetto di festività e di festa della liberazione e dell'unità. 25 aprile che naturalmente è stato anche il giorno del patrono San Marco e proprio in questa occasione c'è stato un riconoscimento a tante personalità della città metropolitana.
L'inno di Mameli del coro del Teatro La Fenice, con un'esibizione da brividi, ha aperto nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Venezia la terza edizione del premio Festa di San Marco, un evento fortemente voluto dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e sostenuto dall'amministrazione comunale per onorare cittadini o enti che con dedizione hanno saputo apportare prestigio alla città e a tutto il territorio metropolitano. Persone, volti di uomini e donne che con opere concrete hanno dato lustro a Venezia. Riteniamo giusto che tutti i cittadini possano vedere come viene utilizzata la cosa pubblica. Questo era il luogo dove si prendevano le decisioni più importanti della Repubblica di Venezia. Valori che voi vedete qui sono inestimabili e credo che sia giusto che le persone possano vivere momenti civici, di collettività, dove vogliamo che le eccellenze di questo territorio possano essere conosciute da tutti. Premiati complessivamente 32 rappresentanti dei comuni della città metropolitana e 12 realtà di beneficenza, spazio anche a 5 eccellenze sportive, dal Venezia Calcio al gruppo atletico Aristide Coin, passando poi per 9 realtà segnalate dalle associazioni di categoria, oltre a 4 riconoscimenti conseguiti da dipendenti del Comune di Venezia. Non sono mancate le eccellenze veneziane segnalate dai cittadini attraverso il sito internet del Comune per il loro contributo fornito alla vita sociale, culturale, sportiva del territorio, nonché le storie di abnegazione e sacrificio alla base dei premi ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Ha speso €1 e ha vinto $1.000.000. È successo proprio ieri, 25 aprile, a Venezia, quando un giocatore ha azzeccato tutti i numeri vincenti di Million Day, il gioco numerico a quota fissa lanciato da Lottomatica. La vincita è avvenuta in via Orlando, in una tabaccheria di Campalto. Il fortunato vincitore ha giocato, appunto, ha azzeccato questi 5 numeri. In aprile sono già 6 le vincite milionarie a questo genere di lotteria automatica, €1.000.000 dunque. Siamo ora al meteo, come ogni venerdì sentiamo il nostro generale Giancarlo Iannicelli per sapere che tempo farà nel weekend. Sistemi perturbati si approssimano alle nostre zone, sistemi perturbati che sono favoriti nella discesa dall'Atlantico da un anticiclone troppo arretrato sull'oceano, un anticiclone delle Azzorre, e quindi condizioni di tempo instabile che si concretizzerà poi nella giornata di domenica. Più dettagli infatti prevediamo su Venezia, ma su tutto il veneziano. Per domani una pausa di tempo stabile gran parte della giornata, con cielo poco nuvoloso o sereno addirittura. Dal pomeriggio aumento graduale della nuvolosità, si avvicina il sistema perturbato, e per domenica cielo coperto, molto nuvoloso, coperto con precipitazioni diffuse, poi una instabilità che ci accompagnerà anche nella prossima settimana, quindi un tipo di tempo ci aspetta più di marzo, quindi per variabilità, che non di aprile. Ecco, le viventi con questa situazione sono deboli di direzione variabile, con rinforzi da nord per la giornata di domenica. Le temperature domani ancora temperature più alte della media, quindi minime intorno a 11-12 gradi e massime intorno ai 20-21 gradi. Per quanto riguarda domenica, il cielo coperto causerà un abbassamento sensibile delle massime, quindi che scenderanno attorno ai 15-16 gradi. Per finire l'alta dei gradi, che è previsto da poco mosso, ma la tendenza è al mosso. Ci fermiamo ora per qualche secondo, rimanete naturalmente con noi. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Andiamo con le immagini a un personaggio davvero particolare, l'asinella bianca, nata durante la transumanza del gregge di pastori trentini a Spinea. Ha fatto un breve post anche il governatore Zaia, eccolo qua. L'altro giorno scrivevo su Facebook dell'asinella bianca nata durante la transumanza, scrive appunto dei pastori trentini, in quel di Spinea. Ieri le è stato dato un nome scelto tra le proposte che avete fatto voi nei commenti al mio post e in altri gruppi social in cui la foto è stata condivisa, e quindi tra i 4 nomi più gettonati, Spinea, Bianchina, Gemma e Nella, è stato scelto quello che rendeva onore alla città in cui l'asinella ha visto la luce, e dunque è stata chiamata appunto Spinea.
Andiamo avanti, domani pomeriggio la giornata conclusiva della grande kermesse di Pasqua di calcio giovanile, siamo al Lido, presenti 34 squadre. Anche quest'anno è stato un grande successo. Si concluderà domani pomeriggio dalle 15:30 al campo sportivo Elenio Herrera del Lido di Venezia la quinta edizione della Festa dell'Uovo, grande kermesse pasquale di calcio giovanile. In campo ben 470 bevi calciatori dai 5 ai 12 anni di 34 squadre veneziane impegnate nel grande torneo di calcio giovanile di Pasqua organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Lido di Venezia. Sono giornate bellissime, ci sono tantissimi bambini e qui a vincere è proprio lo sport e vedere i bambini che si divertono in questa maniera dove tutti sono vincitori. Bisogna sempre ringraziare chi ci dà una mano in questa bellissima festa. Oltre al Lido di Venezia, impegnato in tutte le categorie del torneo, erano presenti 11 società della nostra provincia. Ogni giocatore è risultato vincitore al pari di tutti gli altri, premiato con il suo uovo di Pasqua e una medaglia. A tutte le squadre anche una targa ricordo. Si spera che vada tutto per il meglio anche nell'ultima giornata che abbiamo rimandato da ieri, che verrà posticipata a sabato. A sostenere il torneo, oltre a tutti gli allenatori della società e collaboratori, anche il gruppo Avis CTV del Lido, la Croce Bianca e il Comune di Venezia che lo ha inserito nel programma Città in Festa. Impegnati in partite esorditi primi calci per gli amici. A tutti un applauso. Antonio Darè, candidato sul fronte opposto per la Lega, sempre alle europee di fine maggio. Poi questa sera, in prima serata, non perdetemi naturalmente, 40, il programma che ripercorre i 40 anni della nostra emittente. È tutto per questa sera, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sulle nostre regioni, anche se non sarà da escludere una lieve instabilità sui monti. Ma vediamo il dettaglio di sabato 27 aprile. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però sarà possibile qualche rovescio o temporale, specie sui rilievi del Bellunese. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà inizialmente bel tempo con tanto sole dappertutto, ma anche in questo caso col passare delle ore sarà possibile qualche piovasco sulle Alpi, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato. Il cielo si presenterà con poche nubi a carattere sparso, salvo per isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime comprese invece tra 21 e 22 gradi, dunque molto gradevoli. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.